Ma veramente Di Lorenzo chiede se successo tutto a posto? Ma veramente Dai amici bellini, avete visto Lindstrom, quindi non ne ho azzeccata una questa volta e stiamo calmi, vediamo Lindstrom che fa, ma dobbiamo anche essere calmi perché non è che poi si giù. Vediamo senza dire niente. Bello forte. Il primo passaggio di Lindstrom gliel'ha data a loro, però noi dobbiamo essere calmi perché pure Cavara poteva sbagliare questo passaggio. Vediamo. No, ve lo giuro, non ho pregiudizio. Se Lindstrom fa una grande partita, fa una grande partita. Se ci chiediamo perché sono pazzi gli allenatori che non l'hanno. Però io la risposta ce l'ho a fine video. Bravo Lindstrom, è una buona fase difensiva. Eret! Ma non era proprio saltato. Bravo Dilo, dai. E mettilo primo. Dai Olivera, dai, più convinti sti passaggi. Di Lorenzo. That's advertisement for chocolate. Insomma, stai mischiando Ostigard e Rachmani da 5 minuti. Se uno sta più dietro è Ostigard, pure se non lo... Dai Lindstrom, che magari i calci piazzati, una foglia morta che va in aria può essere la tua specialità. Vediamo. Uno! Verso la porta, qualcosa succede. Alla Garzia, va bene. Provaci, Caiusto! Mamma mia, che brutto tiro di piatto proprio con la paura addosso. Le rimesse, bisogna studiare le rimesse. Quando non c'è Zielinski bisogna studiare cosa fare sulle rimesse laterali. Mamma mia, Meret! Bravo! Ha ragione l'Udinese, al 18esimo e 57 secondi. Se la batti così e cambio rimessa. Lindstrom, nato pallone. Zitti, è forte, zitti. Io lo dico per spronare, come facevo con Fabian. Io il mio pronostico l'ho fatto ieri, Lo trovate sul canale. 22 minuti di nulla, proprio prevedibilità. Vai Osi. Calzona sta chiamando, penso, un taglio che nessuno sta facendo e sta urlando come un dannato. No, Lindstrom. Ok, vai Oliver. Se sapessi sta partita non si sblocca, chissà avere sta reaction, proprio non c'è niente da dire, da fare. Boom, un altro lancione di Rachmani, ma che cazzo, c'è questo meme qua, dovete mettere la faccia mia sopra. Io ho messo il logo, fate voi, mettete. Io poi capisco quando voi dite non vedo l'ora che finisca perché così, ma lo sapete che appena finisce comincia un caldissimo calciomercato di nulla, di invenzioni giornalistiche che non significano niente. No, divertiamoci. Che di cosa? Niente. Ecco qua. Madonna mia Lucca. No, Samarzic no, Anche sa. Dai Olivera, dai. Bravo Lobo. Lindstrom, ce lo segnavo come tiro questa mezza sbirgolettata. Perché nient'altro c'è da scrivere. Mi sto annoiendo, che è un nuovo termine che ho inventato adesso, e quando ti stai annoiando e ti stai anche distraendo, perché sto facendo grafiche, cose, non dovrei seguire attentamente la partita, sono annoieto, come dicono a bar. Mamma mia, triangoli isosceli. Maronna, Piol stava diventando Alpiol. Vai Caiuste! Non c'è male. Io devo dire Caiuste migliore in campo del primo tempo. No, veramente, chiedo a voi. Bello Lobo, maronna mi volete. E su questo doppio fischio io come ve li chiedo i like? Su due modi. O per quello che è successo nel secondo tempo dove è scoppiettata la partita, oppure se anche voi avete sbadigliato lasciate il like. Non posso fare altro. Sveglia, amici bellini, sveglia. Dai Lindstrom, fai un fatto dalla sinistra. Dritto, Pia! Sei Pia! Caiuste! O meglio è Caiuste, l'ho detto nel primo tempo, lo confermo. Il pallone ce l'ha rati l'Udinese, però. Però qua dico io, vuoi mettere in gong? Lo so che non si ragiona così, che gli allenatori non ragionano così, ma vuoi mettere in gong, che è l'unico che c'ha un po' di verve. Dai Lindstrom, me l'hai tirata un gol, nata volta a chi? No, devo essere calmo e non si giudica Lindstrom oggi. Calcio di punizione. Niente, no? Tutto a posto. Bravo Politano, dai Di Lorenzo. Di Lorenzo,
Oh Gesù, si è girato sul sinistro per crossarla, aiuto! Mettete sta palla in terra! Caio, non ti dimenticare il pallone! Ma no, questi sono veramente scarsi, altrimenti altro che, veramente scarsi! Questo non è manco calcio d'agosto, questo è calcio di luglio! Mamma mia, proprio sai quando stanno tutti abbronzati, le gambe pesanti. E Napolitano col destro, sì! Sì! Vedi quando crossa col destro, come mi piace! Oh sì! E che ci vuole? Che grande stacco, mamma mia, questa è proprio la sua specialità. Chi si mette nell'aria quando Osimhen esce? Riempite l'aria! Mano? No? Lindstrom non lo giudico. Camara, maronnami. Bravo, sì. Mamma mia. Success. Davis no, Meret, bravissimo. Fortuna era un po' centrale, bravo Meret. Se scetate Sammarzic, aiutatemi. Noi invece ci siamo riaddormentati. Prenditi sta palla, vai a Lobbo. C'è il rigore, no? Piato il pallone? Buon giallo preso da Lindstrom. Glielo devi dare qua. Ah, non glielo dà. Palla piena di Okoye. Okoye. La pigliate. Maronami Meret. Signori. Marola sfirgo. Non pareggiate con l'Udinese che... Guarda la paura di Cajuste che la mette subito in fallo laterale. La paura proprio addosso. Esce decisamente il migliore in campo, che è Cajuste. Decisamente proprio per distacco il migliore in campo. Vai Traoré. Ramadani. Sta chiamata a Rachmani, la chiamata Ramadani. Cannavaro lo voleva allenare il Napoli, Questa ha avuto un'occasione di toccare a Rachmani. Bravo Politano, dai. Politano col destro è meglio che Crossi, però apprezzo. Bravo anch'issa. Vai Dilo. Un po' come... Vabbè, l'ha spinto però. Niente, vabbè. Vedi anch'issa, vedi. Prima rinuncia, poi la palla è giocabile, si rende conto. Signori, l'anno prossimo meglio, Meno male che il film vi doveva dare quella furia agonistica. Sì, ma per favore. Di Lorenzo, Lindstrom. Lobbo c'ha ancora forza di fare scatti. Ma vai fino in fondo tu. Osimhen! Lobotka assist! Se lo meritava Lobbo. Come assist è giusto, perché poi in crescita sempre presente lui. Ha fatto un gol non banale Osimhen da lì, forse in leggero fuorigioco. È andato in fuorigioco 5 volte, avanti e indietro. Fuorigioco. Giusto così. Lo vedete che Ngong lo metti a sinistra? Perché Lindstrom proprio non gli piace. Ma l'ha messo dall'inizio, vabbè. Ma Ngong è a sinistra invece di togliere a Politano è un evento, perché Politano la partita non la finisce mai. Poi Ngong subito una bella palla. Stiamo entrando nel minutaggio siringa. Non l'abbiamo chiusa la partita, attenzione. Vai, vai, bella palla di Dilor. Dai, Traoré, mannaggia. S'arraga proprio fuori. Sono scarsi, non scarsi, veramente scarsi, per fortuna. È struppiato Osimhen. Addios. Traoré. Scarsi loro. Bravo Lobotka. Ma veramente Di Lorenzo chiede se success tutto a pot. Ma veramente fa? No. Scandalo. Che minuto è? 91. No, non ho mai visto un capitano così che si preoccupa dell'incolumità degli avversari mentre Gil stanno per battere la punizione. Mamma mia! Ce lo meritiamo tantissimo! Mamma mia! Successo, un successone! Che cessone! No, bene, devono fare quell'altro! È la prima volta in vita mia che tifo contro! Devono fare quell'altro e dobbiamo perdere! Giustissimo! Di Lorenzo si andate a rivedere le immagini! Check in goal glielo devi dare! È gol, come non è gol? Io gli voglio bene a Di Lorenzo, io tengo il poster qua, non ce la faccio. L'errore tecnico, io giustifico tutto.
Questo qua è un errore grave, concettuale, non sei dentro la partita, stai vivendo in un mondo tutto tuo. Spero proprio di aver sbagliato, perché questa cosa non l'avrà notata nessuno. Approfondiremo, voglio approfondirmi, devo rivedere tutta la partita nel finale, perché è una cosa di una gravità inaudita. Per amore della verità, sono il Valerio Fluido del futuro, il gol non scaturisce da quel calcio di punizione, ma da un fallo laterale subito successivo a questo. Resta il fatto grave, potevo lasciare il video così perché non è vero e facevo più visualizzazioni, no, non nasce da lì, ma resta il fatto gravissimo perché l'ho riguardata 6.000 volte e non mi sembra che Di Lorenzo sia a muso duro con l'avversario, fa proprio così, va tutto a po', continuiamo a giocare tutto a po', non si può accettare. Manco noi siamo napoletani. Noi però, quando per il Friuli mettiamo le cose, non dimentichiamo e vi rispettiamo. E voi non siete napoletani. Mamma mia, che schifo. Simeone. Finita. Benissimo. I like. Tutti, ma proprio 3.000 like, perché è giusto così, è più giusto pareggiare. Era una partita che non si poteva vincere in questo modo. I motivi poi si approfondiscono, ma giusto così.